Eccoci qua. C'è il porzione nero e così che Pantoni rossi ce n'erano solo 2 paia. Eccoci qua, finalmente. Allora, vediamo. Siamo in diretta oggi dal Pala Sport di Vicenza. È di Giuliano forse. Giuliano. sei online? Sì, sì. Giuliano è quello vicino al Borsone Nero là. Sì. No, perché bisogna che lo guardi perché L'attacco non va bene. Siamo pronti per partire, abbiamo l'angolo blu, abbiamo quelli della Union Box con Demio. All'angolo rosso abbiamo Cuba Box con Osgo Divine. Abbiamo un guantone rotto. aspetta, c'è questo? Sì, ma non l'ho scartato perché non ha il marchio. 10. Allora 10 fu a 12. L'avevo messo là prima. Sono stati là. Uno se ne Ah, non lo ricordo, sbagliato. L'hai messo dopo il buttare qualcuno di fondo che sparisce. No, io ho messo no, io non ho messo amico ci fa 2 paia e ho messi là. Sì. In teoria sì. Adesso te lo dico subito. Non risulta la diretta, magari è un ritardo. Box. Non c'è. Ecco. Ah, perché sei in privato. Non c'è. Per l'angolo devi Pubblico, ok, in teoria dovrebbe essere andata. Ok, allora. Abbiamo all'angolo rosso abbiamo Cuba Box con Zippo Divine e all'angolo blu con Urano Box Demi. Iscrivetevi al canale, se non siete iscritti mi raccomando mettete mi piace al video.
Sì, sì. Lì, quando ti attaglia troppo. O vedo una parte io vedo. già fanno già troppo casino i maestri tutti di fumare. Andiamo il verdetto, ragazzi. Andiamo il verdetto. Verona Box Fight contro Digi Cosmic contro Murat Box e Sandy.
bottiglietta d'acqua. Bravo. colpi molto più precisi da parte sua. Vediamo adesso i maestri all'angolo che danno i suggerimenti. Vedremo. Mettete mi piace il video, mettete mi piace. Vediamo i consigli dei maestri. Suggerimenti. Dovrebbe mettere i colpi in uscita l'angolo blu. Non si mette male e rientri in uscita. Qua dove è uscito? Dai, scetti in 18. 18 mi piace, no? Vai su. Parte dell'angolo rosso, bello preciso, veloce.
Angolo blu. Union Box Mestre all'angolo rosso con Montiluca all'angolo blu abbiamo Cuba Box con Merlo. Quindi eccoci qua il maestro della Cuba Box, Davi, pronto a salire il suo pugile. L'hai ribaltato il testo. L'hai ribaltato il testo. Vediamo. I pugili si stanno preparando all'angolo per il match. I dischetti, i bastoni e le 10 once. Ricordo che i guantoni pugilato dilettantistico sono da 10 con paschetto, 12 dai 67 kg in su. E con l'anti-shock. Andiamo. Ci siamo pronti. Union Box Mestre contro Box.
Forza! I maestri stanno dando i consigli all'angolo. Jesus sta dando i consigli al suo pugile all'angolo blu. Il maestro della Union Box sta dando i consigli al suo angolo. suo cugino che abbassa troppo spesso la testa e quindi gli ha detto sta dritto, sta zitto, zitto, dai, siete in 16, mettete mi piace al video, mi piace al video. Hanno vinto per me l'angolo, cioè il vincitore di questo match è
Uè, Jesus. Dov'è Jesus? Aspettiamo il verdetto. Aspettiamo il verdetto. A me è rosso, rosso, rosso. Rosso, rosso pomodoro. Vediamo, il prossimo match è con la Union Box. No, sì, Box. Sì, Union Box all'angolo blu. E Bassano Box all'angolo rosso. Con Torresan Alessandro contro Araba dell'Union Box Master. Si stanno preparando i pugili, eccoli qua, l'angolo blu non dai mestre, sta preparando il pischetto, al pugile Araba dell'Union Box, e all'angolo rosso abbiamo Bassano Box con Torresan Alessandro, lo vedete là. Federico e chiamiamo L'acqua, Katia, serve l'acqua nell'angolo blu. e chiamiamo eccola. Mica per mancetta. Dai che siamo in ritardo oggi. Combattono col caschetto, quindi guantoni da 10 once. Cavolo, è alto, che cavolo va?
gira, gira. Union Box, l'angolo blu c'è di passeggiare, e che colpi va al rosso, va a ottenere il distante. Sta lungo, sforzo di gambe, che gira, bravo, che gira, uscita, rosso esce, non mette colpi potenti, però adesso invece la fa l'angolo rosso, diciamo che 10 secondi. Quindi l'angolo blu ha fatto poco o niente, quindi questa ripresa l'abbiamo data all'angolo rosso. Vediamo adesso il consiglio del maestro del suo pugile, vediamo l'angolo rosso, deve solo stare attento che l'angolo blu non lo accorci troppo, se no va a rischio di prendersi. Deve lavorare distante. Vediamo. Quali secondi? Seconda ripresa. Vediamo se sarà una ripetizione della prima o se l'angolo blu farà qualcosa di più.
ripetizione della prima ripresa della seconda. Sta distante mentre di Bandalotti prossimo. Quali secondi? Siamo alla terza ripresa. vittoria all'angolo rosso. Io do la vittoria all'angolo rosso. Secondo me non ha fatto una buona seconda round, anche vedere cosa hanno visto i giudici. No, la prima seconda ho fatto tutto l'altro, anche la seconda ripresa sempre un pareggio dopo rosso. E adesso abbiamo l'angolo rosso, la fuga box. Gaggio Nicola e all'angolo blu
piace, bravi. Mettete mi piace. Dai, su. L'incontro è bello, dai, su. Forza. Buoni secondi. Ehi maestri, darmi consigli finali per la terza e ultima ripresa. Bagalotti. Andiamo.
Reggio o ha vinto l'angolo rosso? Per me è pareggio, ci sta un bel pareggio. Ditemi voi, scrivetemi. Vi piace il video? Iscrivetevi al canale se non siete iscritti. Vediamo. Siamo al verdetto. Vediamo. E questa è il gol del Bari. Ragazzi, ora abbiamo l'angolo rosso Ruska Yuri della Kuba Box e Golba Eric della Union Box all'angolo blu. Dai, ci sta la parete. Questi senza caschetto. Vediamo. Box Mestre contro Cuba Box. Vicenza.
casa la prima ripresa, a parere mio. Iori deve fare della cuba box, deve fare qualcosina di più, deve giocare di meno e mettere colpi più precisi. Se gli tira le orecchie, Jesus. Siamo pronti per iniziare con la seconda ripresa. perso da parte della Cuba Box nel fare di più, nel mettere più colpi, deve entrare più spesso.
angolo blu. Si è svegliato tardi l'angolo rosso. Troppo tardi. Vai. Blu. E questo incontro viene ripetuto dalla Diceva, si è svegliato tardi. Inizia a cercare. Sì, il primo round l'ho vinto io, il secondo l'ho vinto tu, il terzo l'ho vinto io. Giocava troppo, giocava troppo. C'era troppo giocherellone. Adesso andiamo all'angolo rosso, una box, e all'angolo blu, una box dimmi. Perché secondo me l'hanno toccata, sai, no? Gira più a destra. Bolli. Perché qualcuno è passato vicino. Sì. Cristiano ha fatto il piazzamento. Ma guarda che anche la volta l'hai vista. Bellissimo, ciao. Bene, guarda che anche la volta. Stavolta no. È l'ultimo questo, no? Mi mangi qui. È l'ultimo questo? No, dobbiamo scappare di là. Ma infatti c'è sia a destra che a sinistra. Incrocio. A sinistra. Oh, di nuovo a sinistra. Mi dica. Insegnato stanno ancora studiando, sì. È l'ultimo match della serata, ragazzi. Oggi pochi match, perché ne sono saltati 3, quindi non sono 7 match. Sinistra, destra. Questi tutti sui
Dopo vai di là. Non mi sono fatto male.
Grazie.